I cittadini si nota che non hanno la percezione del rischio e molti addirittura lamentano di non conoscere in caso di allarme come comportarsi. Lei cosa può dire ai cittadini dell'area vesuviana? Allora, i cittadini dell'area vesuviana sanno perlomeno sanno che il Vesuvio è un vulcano. Il problema è che loro percepiscono il rischio di un'eruzione in base all'esperienza, non dico loro, perché ormai sono pochi quelli che hanno visto l'ultima eruzione, ma in base all'esperienza che gli è stata tramandata dai loro parenti più prossimi, i genitori, i nonni, e quindi immaginano come rischio vulcanico massimo un'eruzione tipo quella del 44. Qualcuno riesce a immaginare qualcosa di molto più impattante come il 1906, ma è molto difficile, se non forse impossibile, che una persona che non sia un vulcanologo possa immaginare che cosa può essere invece un'eruzione pliniana, che poi è la massima eruzione attesa al Vesuvio. E questo già è una cosa che crea un po' di problemi, perché la gente vesuviana, pur percependo il rischio del Vesuvio, però tende comunque a minimizzarlo nella sua immaginazione, appunto come un rischio da un'eruzione solo moderatamente esplosiva e fondamentalmente effusiva come il 44. La gente che abita l'area flegrea ha ancora più difficoltà ad immaginare il rischio vulcanico, appunto perché non c'è un'esperienza recente, non ne parliamo per quelli che abitano l'isola di Ischia. In ogni caso l'informazione della popolazione è fondamentale. Teniamo presente che i piani di emergenza si basano essenzialmente sulla risposta ordinata della popolazione. Il problema è che gran parte della popolazione, anche delle aree dove i piani di emergenza già ci sono, come i Flegrei e il Vesuvio, in gran parte si lamentano di non sapere nulla, quali sono le zone di raccolta e cose del genere. Questo in realtà è un problema serio che in parte i comuni stanno cercando diciamo, di tamponare, perché ormai penso che quasi tutti o tutti i comuni dell'area vesuviana abbiano fatto i loro piani di emergenza comunali. Gran parte dei comuni dell'area flegrea li hanno fatti. Però è chiaro che non è che la gente veramente si va a informare, si prende i depliant e cose del genere. Secondo me è molto importante sicuramente l'attività divulgativa, specialmente nelle scuole, perché tramite i ragazzi non solo si lavora sul futuro, ma poi si coinvolgono in maniera molto efficiente anche le famiglie e quindi tutta la società. Però il punto carente che secondo me nella società moderna è fondamentale è che l'informazione capillare passa necessariamente attraverso i grandi canali mediatici. I grandi canali mediatici come le televisioni più importanti oppure le testate giornalistiche più importanti in realtà non hanno un interesse reale, diciamo, nel pubblicizzare a tappeto quelle che sono le norme di comportamento. Mentre invece sono purtroppo molto interessati alle questioni allarmistiche che impattano emotivamente la gente e che quindi causano dei picchi di ascolto e di attenzione ai canali mediatici. Questo è un problema serio che non è facile da affrontare, perché non basta la volontà del governo, dei comuni oppure della protezione civile, che c'è sicuramente per informare a livello capillare, ci vogliono necessariamente dei canali mediatici molto efficienti.